Amici, buongiorno, la segna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Marina di Porto Levante, 530 posti barca a 2 passi dall'isola Cavallari. Cominciamo dal Gazzettino Nazionale, una breve occhiata al nuovo DPCM. Il DPCM in vigore del 6 marzo e il 6 aprile sono proibiti gli spostamenti tra regioni, take away di bevande dopo le 18, la sanità però precisa, solo dalle enoteche i bar sono esclusi. In ogni caso, in zona rossa è vietato far visita ad amici e parenti, case e vacanza solo in zona gialla e arancione. Dal 27 tornano cinema, teatri, niente palestre. Per le zone gialle si prevede l'apertura anche il sabato nei giorni festivi dei musei. Cinema sempre dal 27 con posti preassegnati nel rispetto delle norme di distanziamento e non può superare il 25% della capienza del locale. E gli spettatori in ogni caso dovranno essere al massimo 400 all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Però e attività, piscine, barbieri e parrucchieri in zona rossa resteranno chiusi. Gazzettino, pagina di Rovigo. Parliamo purtroppo di un lutto, il Covid si porta via Giancarlo Nicolasi, figura indimenticabile nel Delta, questo a Portotolle. Stimato professionista e commerciante e per anni ha fatto parte della dirigenza della Portotollese Calcio. Condoglianze alla famiglia. Vaccini, è l'ora anche per i docenti. Oggi prenotazioni al via sul portale web dell'ULSS 5, riservato a circa 3.500 persone tra gli insegnanti e il personale ATA. Le dosi saranno somministrate da lunedì al 19 marzo, ma sono molte le difficoltà nell'organizzare la campagna. Portotolle, nuovi protocolli per i controlli ai molluschi. Le verifiche sanitarie saranno effettuate su un campione per ambito omogeneo e Corazzari, l'assessore regionale, dice: la semplificazione per gli allevamenti favorirà una maggiore competitività sul mercato con le altre regioni. Il fatto prima, il campionamento degli impianti a mare richiedeva più di 5 giorni per un esito, andando di fatto a limitare la raccolta del prodotto. Nella voce di Rovigo, meteo, torna il gelo, primavera in stand-by. Il caldo in anticipo alle ore contate, sta per arrivare l'ultimo colpo di coda dell'inverno. Il primo weekend di marzo si prospetta piuttosto instabile e dinamico. L'alta pressione infatti subirà un ulteriore cedimento con nubi irregolari associati a locali piogge e rovesci. Guardia di Finanza, in 279 tutti stranieri prendevano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Maxi operazione delle fiamme gialle. È stato appurato infatti che una vasta platea di persone, tutte straniere, aveva presentato domanda ed aveva potuto accedere illecitamente al reddito di cittadinanza. Badia Polesine, incredibile scuola abusiva per Novax e Nomask nello stabile parrocchiale. Una scuola fai da te per Novax e Nomask alla faccia di norme di sicurezza e distanziamento. La possibilità di educare i propri figli a casa è legittimo, ma questo è stato fatto senza nessun rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore per la lotta al contagio. E in più i Novax hanno organizzato una scuola per i propri figli utilizzando spazi messi a disposizione da un'associazione di promozione sociale nei locali della parrocchia. Castelguglielmo, grosso incendio in corso in zona Bressane, sul posto carabinieri e vigili del fuoco, al momento ignote le cause. Le fiamme sarebbero divampate da 2 punti distinti. Delta, in macchina con droga e tirapugni, arrestati indui, sequestrati oltre 3 etti di marijuana dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Loreo e Portoviro hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne di Portoviro incensurato e un 19enne del luogo già noto. I 2 ragazzi sono stati posti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del processo per direttissima programmato per oggi. Grazie per i vostri ascolti, come sempre vi ricordiamo che siamo alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva nelle frequenze di 94 e 100 e come sempre ci fa piacere che ci seguite così numerosi e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!